un po' di paura, un po' di timore c'è vivere la città e attendiamo che venga fatto qualcosa di utile. Penso sia la conseguenza del troppo permissivismo. Siamo preoccupati per quello che succede, anche perché siamo stati derubati un po' tutti nel corso degli ultimi anni e quindi comunque la solidarietà c'è tra di noi. Abbiamo sempre un po' di timore anche della cattiva pubblicità che possiamo fare per i clienti, perché comunque sì, noi abbiamo paura, ma poi questa qua dilaga anche tra la clientela. È umano, abbiamo paura noi e quindi un po' tutti quanti hanno paura. Dopo i recenti episodi avvenuti al mercato di Mestre, l'ultimo culminato con un accoltellamento, gli ambulanti hanno paura anche di perdere la propria clientela, che a sua volta potrebbe essere spaventata. Per questo l'incontro proprio in via Fapanni con l'assessore al commercio. Mestre è l'apice, i mercati stanno diventando zone sempre meno sicure, forse perché non vengono controllati. Noi chiediamo maggiori controlli, maggiore presenza da parte delle forze dell'ordine come effetto deterrenza. È un discorso che stiamo affrontando già da qualche mese e si vedono comunque delle iniziative positive. Mercoledì scorso, quando è successo il fattaccio, c'erano comunque altre pattuglie che giravano. L'impegno che ci siamo presi è quello di continuare con i controlli, come stavamo facendo anche il giorno stesso che è successo l'incidente, cercando di fare più attenzione a quei soggetti che comunque sono continuamente segnalati. Gli ambulanti chiedono più controlli, anche alla luce del fatto che, dicono, a Mestre la situazione sia critica da questo punto di vista. Se ci fossero più controlli saremmo più tranquilli, anche perché sembra un po' sfuggita di mano questa situazione. Io per esempio il sabato sono a Spinea e Spinea non vedo questa grande pericolosità come qui a Mestre. Io a Mestre sono mercoledì e venerdì in via Pio X. Quando chiudiamo siamo tutti un po' preoccupati delle persone che passano.